C'era una bellissima fila di zero che a nostro avviso andava sottolineata perché è un momento che noi aspettavamo da 100 giorni. Zero contagi in Veneto il 21 maggio, esattamente 3 mesi dopo l'inizio dell'emergenza coronavirus, il risultato tanto atteso. Un risultato che però non deve far abbassare la guardia. L'appello arriva dal professore Andrea Crisanti, il papà dello studio SUVO, che invita tutti ad usare sempre la mascherina, un dispositivo essenziale per non essere contagiati. Le mascherine hanno un ruolo importante e funzionano, e qui lo ripeto perché voglio condividere l'esperienza che abbiamo avuto qui da noi in ospedale, in cui operatori che erano inconsapevolmente venuti a lavorare ed erano infetti usavano le mascherine, hanno lavorato un'intera giornata con altri collaboratori, anche loro usavano le mascherine e non si è infettato nessuno, quindi ecco, le mascherine funzionano. Sulle scene della movida padovana che hanno indignato l'opinione pubblica, Crisanti dice: Casomai posso lamentare una mancanza di coerenza sul messaggio delle mascherine. Prima non servivano, poi devono essere marcate CE, poi devono essere fatte in questo modo, poi alla fine mettetevi quello che vi pare. Ecco, così non va, perché alla fine poi i giovani pensano ma allora non servono, no? E invece servono. Quindi io la critica non la faccio ai giovani, ma la devo fare a questa mancanza di coerenza di questo messaggio. I tamponi non si fermano ora che i casi sono diminuiti, anzi il team del professore lavora a pieno regime. Le persone che hanno molti più contatti sono più a rischio di infettarsi e che purtroppo non sono gli anziani, perché gli anziani sono persone più vulnerabili. Se noi adesso andiamo ad analizzare tutte le persone che noi abbiamo identificato positive qui all'ospedale, noi abbiamo fatto circa 200.000 tamponi, 5.000 positivi, la maggior parte sono giovani. Gli anziani si ammalano, sono quelli che vanno a finire in ospedale e in rianimazione. Sulla questione scuola invece Crisanti spiega che uno dei rischi maggiori è l'assembramento dei genitori che accompagnano i figli. Facendo riferimento sui dati di VO ma anche di altre esperienze, i bambini da 1 a 10 anni sono particolarmente resistenti all'infezione. Questo non vuol dire che in assoluto i bambini non si ammalano, però sono sicuramente ma molto più resistenti degli adulti. Quindi io penso che, considerata la loro resistenza, una sperimentazione per capire come si deve fare sarebbe giustificata, ecco, con tutte le dovute precauzioni, in modo particolare per i genitori. Sul virus nessuna previsione, si conosce ancora troppo poco, impossibile dire se in autunno ci sarà un nuovo picco di contagi. E cerco di dire solo cose che sono documentate dai fatti, quindi ecco, proprio per questa sento la responsabilità che se uno dice una stupidaggine poi c'ha un effetto a catena che bisognerebbe evitare.